la personificazione storica dell'ansia del genere umano per la conoscenza. Per il vicentino Antonio Pigafetta il giro attorno al mondo al seguito del famoso navigatore Ferdinando Magellano è l'occasione per un racconto avvincente e seducente. Oggi Pigafetta ritorna in quelle terre dell'America Latina e del Cile, ritorna con un progetto che collega economie, scambi commerciali, opportunità imprenditoriali e umane. È nel segno dell'amicizia e della collaborazione reciproca che è partito da Vicenza un dono speciale, il busto di Pigafetta giunto a Punta Arenas a bordo del veliero Esmeralda della Marina cilena. Abbiamo rifatto il busto della statua di Pigafetta e l'abbiamo donata a Punta Arenas. Punta Arenas che è il luogo dove esattamente 500 anni fa, il 21 di ottobre, sono arrivate le navi che hanno trovato lo stretto di Magellano, che da lì, dal viaggio, ha preso il nome. Quindi per noi è una cosa importantissima, una sorta di collaborazione su questo viaggio fra Italia, Pigafetta e Cile. Vicenza è la terra degli esploratori, ma è anche terra di imprenditori. Siamo nella sede amministrativa di Banca delle Terre Venete, una banca di credito cooperativo che è nata nel 2020 con la fusione per incorporazione di Cassa Rurale Artigiana di Brendola e Banca del Credito Trevigiano. Imprenditori che con Antonio Pigafetta hanno in comune il DNA, perché sono imprenditori che hanno il coraggio di affrontare le sfide e la volontà di superare le difficoltà. E questo ha fatto sì che Vicenza diventi la capitale del nord-est nell'export, diventi la seconda provincia in Italia in valore assoluto dell'export, ma la prima per valore pro capite. Questo progetto culturale dà modo anche a Vicenza di fare relazioni a livello internazionale per quanto riguarda l'imprenditoria. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo una relazione importante intanto con il Sud America, in particolare con il Cile e con la Spagna, con cui ci sono create delle ottime amicizie che sfoceranno sicuramente anche in accordi di natura commerciale tra i due mondi, che sono mondi di imprenditori. Le nostre aziende hanno trovato in Cile grandi sbocchi. Questo perché? Perché dall'inizio degli anni 2000 c'è un accordo tra il Cile e l'Europa che permette esportare senza dazi in Cile. Quindi molte aziende dal punto di vista commerciale hanno trovato uno sbocco nel paese. Ricordiamo solo l'esempio di Enel che controlla l'energia elettrica in Cile e tante altre aziende che stanno facendo infrastrutture, porti, aeroporti, settore della logistica, settore dell'autostrada, insomma, quindi Italia è presente. Ma tante micro aziende, tante piccole e medie imprese che sono arrivati anche con contratti su appalto, con questi grossi investimenti, ma anche nel settore enologico, nel settore metalmeccanico, meccatronico, le aziende vicentine e venete hanno trovato in Cile un terreno fertile. Questa leva dell'internazionalizzazione ha fatto sì che Vicenza e i suoi imprenditori abbiano successo e noi Banca delle Terre Venete siamo qui per accompagnare gli imprenditori e sostenerli nella internazionalizzazione.